Ecco la situazione meteorologica. Il fronte perturbato sulla nostra regione ha lasciato il territorio, ma dietro di sé non ci sarà un aumento di pressione, quindi il tempo rimane variabile, a tratti instabile nel proseguo della settimana a causa di una serie di impulsi perturbati di matrice atlantica. Il pomeriggio di oggi sarà caratterizzato da parziali schiarite a ponente e da residua instabilità sul centro levante costiero, in locale estensione ai settori interni e alle aree limitrofe in serata. Venti forti o localmente di burrasca da nord a ponente, da sud-sud-est a levante, ma in calo fino a deboli al più moderati entro sera. Mare generalmente molto mosso agitato con onda lunga di libeccio e temperature in generale calo nei valori massimi sull'entroterra di centroponente. Clima meno rigido sulla Riviera di Levante, punte fino a 14 gradi. Per domani, mercoledì 4 febbraio, la Limet prevede instabilità sul settore centro-orientale con piovasche in risalita da sud-est nel corso della mattinata. Deboli nevicate potranno esserci al di sopra dei 1000 metri tra Trebbia e Aveto. Cieli parzialmente nuvolosi su centro-ponente, nuvolosità in aumento pomeridiano, deboli precipitazioni sui versanti padani, nevose al di sopra dei 500 metri, più asciutto invece sulla costa. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali su centro e ponente sulle coste appenniniche esposte, deboli da nord-est a levante con mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie a ponente, in generale calo a levante, specialmente negli entroterra.